Massima allerta e dispositivo di vigilanza e sicurezza potenziati nel ghetto ebraico di Padova, dove si trova la sinagoga e il Museo della Cultura Ebraica, per tutta la giornata del 7 ottobre, secondo anniversario degli attentati di Hamas, dove vennero uccisi 1200 israeliani e sequestrate 250 persone, molte di queste ancora nelle mani di Hamas. La zona nel centro di Padova è stata sorvegliata speciale dalle forze dell'ordine. La comunità ebraica padovana, che fa parte delle 21 comunità ebraiche italiane riunite nell'UCEI, non ha organizzato iniziative per la commemorazione. L'unica iniziativa si svolgerà invece a Roma al termine della festività ebraica del Sukkot. Vietate in tutta Italia manifestazioni pro-Palestina, che erano invece previste a Bologna e Torino. Intanto, dopo la grande mobilitazione di sabato 4 ottobre, sono tornati liberi 2 manifestanti arrestati a Roma dopo gli scontri al termine del corteo pro-Pal. Uno di loro è un 19enne della provincia di Padova, accusato insieme ad un 39enne di Bologna a vario titolo di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.